Benvenuti all'edizione del telegiornale di Telemare di lunedì 19 febbraio 2018. Apriamo con le notizie dalla Regione. Sono in arrivo 240 milioni di euro derivanti dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Stato e Regione. La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il disegno di legge per la redistribuzione delle risorse derivante dal rinnovo del patto finanziario con lo Stato. Saranno stanziati ulteriori 240 milioni di euro, ripartiti tra il 2018 e il 2019, quale conseguenza diretta della riduzione del contributo della finanza pubblica della Regione, così come garantito dalla legge di bilancio dello Stato. In riferimento al corrente esercizio finanziario, i 120 milioni di euro attualmente disponibili vengono destinati prevalentemente ai settori della salute e delle politiche sociali, con uno stanziamento di circa 47 milioni di euro, alle attività produttive con circa 15 milioni di euro e circa 10 milioni di euro sono destinati alle infrastrutture. Le risorse destinate alla salute e alle politiche sociali garantiscono principalmente un'ulteriore quota ai trasferimenti correnti al Servizio Sanitario Regionale, oltre a prevedere incentivi per strutture residenziali per anziani non autosufficienti. La maggior parte delle risorse destinate a infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e edilizia è mirata al sostegno di interventi volti alla riqualificazione dei centri minori e del patrimonio immobiliare privato o in stato di abbandono, nonché a interventi edilizi per le scuole materne. Un'importante quota è destinata al settore della viabilità e delle infrastrutture stradali, prevedendo inoltre finanziamenti per interventi diretti allo sviluppo e al trasporto via acqua. Alle attività produttive sono riservati circa 15 milioni, destinati in larga parte al sostegno delle piccole e medie imprese dell'intero tessuto produttivo regionale, con particolare riguardo alla filiera lattiero-casearia. Saranno promosse inoltre forme di incentivazione a sostegno dei consorzi per lo sviluppo economico locale e dell'Exit e 2 milioni di euro sono previsti per finanziare i confidi, a supporto delle imprese coinvolte nella crisi di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza. Anche il settore del turismo beneficerà di ulteriori finanziamenti. 3,5 milioni di euro saranno destinati al Fondo regionale della protezione civile e 5 milioni di euro al settore ambiente per interventi di difesa del suolo, quali opere idrauliche, di incolumità pubblica e di manutenzione dei corsi d'acqua. I contributi previsti per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto rivolti sia al settore pubblico che al privato. Nel settore dell'energia sono previsti contributi ai comuni e alle UTI per infrastrutture legate all'utilizzo delle biomasse. L'area cultura e sport potrà contare su 4,1 milioni di euro, di cui una rilevante quota verrà destinata a interventi di messa in sicurezza di impianti sportivi, pubblici e privati, o alla realizzazione di nuove strutture. Le risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali prevedono, tra l'altro, contributi ai comuni per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a biblioteche e per il completamento di progetti già avviati ai fini di restauro conservativo di edifici di alto pregio monumentale. 8,1 milioni di euro saranno destinati a interventi nel settore agricolo e forestale, con prevalente attenzione a opere di irrigazione e a finanziamenti integrativi al programma di sviluppo rurale 2014-2020. 6,5 milioni di euro infine andranno a finanziare il settore dedicato al lavoro, formazione professionale, istruzione e ricerca, attraverso interventi mirati al sostegno dell'occupazione e di politiche attive del lavoro. Rimodulato il piano finanziario del programma POR-FESR 2014-2020 destinato alle imprese. Sono stati stanziati ulteriori 6 milioni di euro. La Giunta regionale, tenuto conto dell'elevato numero di domande pervenute sul bando POR-FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia, relativo alla misura per l'introduzione di servizi e tecnologie innovative, ha deciso di rimodulare il piano finanziario del programma per rendere più efficiente la risposta alle imprese, stanziando ulteriori 6,1 milioni di euro. Contestualmente, la Regione ha stabilito il riparto delle risorse aggiuntive regionali nel biennio 2018-2019. 1.585.600 euro saranno destinati per il bando 1.2 a innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca, 4.512.900 euro sul bando 1.3 per le attività di ricerca e sviluppo realizzate attraverso la cooperazione fra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche.
1.521.000 euro sul bando 1.3b, progetti di ricerca e sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico e privati, 6.037.000 euro per il bando 2.3b, aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle piccole e medie imprese. Approvato il bando per lo sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste. La Giunta regionale ha approvato il bando con una dotazione di 3 milioni di euro per l'accesso individuale alla misura 8 e alla sottomisura 8.5.1 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 da impiegare per investimenti nello sviluppo delle aree forestali e per il miglioramento della redditività delle foreste, per investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali. Il bando, rivolto a soggetti pubblici, privati e associazioni, punta a migliorare l'efficienza degli ecosistemi forestali nelle foreste di proprietà sia pubblica che privata. Con la dotazione per la sottomisura 8.5.1, la Regione ha l'obiettivo di incrementare le attività di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, valorizzando la funzione di pubblica utilità delle foreste, attraverso operazioni che prevedano il miglioramento della composizione e della struttura forestale, l'impianto di specie arboree e arbustive forestali, l'incremento delle biodiversità e investimenti in servizi pubblici nelle foreste. Le domande potranno essere presentate entro 90 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul bollettino ufficiale della Regione. Nuovo bando anche per l'ingresso di giovani coltivatori nel settore agricolo. La Giunta regionale ha aperto un nuovo bando per favorire l'ingresso dei giovani nel settore agricolo, per supportarli nella fase di avvio delle loro imprese attraverso un premio collegato alla presentazione di un piano di sviluppo aziendale. Al bando, che scade il 31 luglio 2018, sono destinati circa 2.070.000 euro ed è rivolto ad agricoltori di età compresa tra i 18 e i 41 anni, non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda. Oltre alla documentazione richiesta, la domanda dovrà essere correlata da un piano di sviluppo aziendale. L'entità del premio è calcolata sulla base di diversi criteri, tra cui la localizzazione della superficie agricola utilizzata prevalente dell'azienda, la certificazione dei prodotti come biologici, DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT o acqua, o la produzione delle materie prime necessarie alla loro realizzazione, e va da un minimo di 20.000 euro fino a un massimo di 70.000 euro. Nel caso in cui nella stessa azienda siano presenti più giovani agricoltori, il finanziamento è concesso a ognuno di loro. Tutte le informazioni relative al bando, che prevede la definizione di una graduatoria sulla base dei progetti presentati, possono essere richieste al Servizio Competitività per il Sistema Agroalimentare oppure reperite tramite il sito web della Regione. Approvato il regolamento volto alla ricollocazione dei disoccupati. Il Consiglio regionale ha approvato il regolamento per l'attuazione di una misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione dei disoccupati, prevista all'articolo 13 della legge regionale Attiva Giovani. I beneficiari del provvedimento devono essere disoccupati e residenti sul territorio regionale, avere perso la propria occupazione a seguito di una serie di eventi, la cui causa sia riconducibile alla situazione di grave difficoltà occupazionale del settore manufatturiero sull'intero territorio regionale dichiarata con un decreto dell'assessore regionale competente in materia di lavoro. Il regolamento, finalizzato alla ricollocazione dei soggetti che sottoscriveranno un piano di azione individuale, prevede le attività di accoglienza, presa in carico e orientamento, l'organizzazione di attività formative qualora fossero necessarie e l'accompagnamento intensivo al lavoro. La misura è realizzata in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro indicati all'articolo 24 della legge regionale 18 del 2005, contenente le norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro, il cui compenso è determinato in parte prevalente dai risultati occupazionali raggiunti. La remunerazione dell'attività di accompagnamento intensivo al lavoro è infatti subordinata all'avvenuta ricollocazione, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del piano di azione individuale, della presa in carico esclusivamente secondo le seguenti tipologie contrattuali, anche in somministrazione: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, contratto di apprendistato, contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi. Alla sperimentazione attualmente saranno destinati 200.000 euro.
Una rappresentanza regionale ha visitato le sedi dell'Electrolux di Porcia. La Regione ha visitato il Centro di Ricerca e Sviluppo dell'Electrolux di Porcia per conoscere da vicino l'attività svolta dal centro e capire i passi in avanti compiuti dall'azienda negli ultimi 4 anni. Passi in avanti resi possibili anche grazie alle risorse regionali messe a disposizione per lo sviluppo di nuovi progetti e prodotti. Nel corso della visita, la Regione ha rilevato che l'azienda, che solo 4 anni fa si trovava in una situazione di forte difficoltà, ora sta investendo molto sull'innovazione dei prodotti e dei processi, elaborando soluzioni innovative che prossimamente verranno immesse sul mercato. La Regione ha espresso particolare soddisfazione anche in merito al fatto che Electrolux, pur essendo una multinazionale e un'azienda leader nei mercati internazionali, è fortemente radicata in questo territorio e rappresenta una continua fonte di sviluppo per il comune che ne ospita la sede. Dal 2016 ad oggi l'azienda è riuscita a coprire il 22% dei costi di ricerca dei propri prodotti, grazie anche ai fondi ministeriali e regionali, che sono stati complessivamente pari a 3,9 milioni e 1,1 milioni di euro. Il Centro di Ricerca e Sviluppo, recentemente rimodernato e ampliato, offre lavoro a circa 250 persone, tra ingegneri e tecnici impegnati nello studio di nuove soluzioni di lavaggio da applicare nella produzione di lavatrici e lavasciuga. È qui infatti che si studiano e realizzano i progetti che poi verranno messi in produzione in 13 stabilimenti presenti nelle varie zone del mondo. Durante il 2016 sono stati 62 i brevetti registrati a Porcia. Presentato a Udine il rapporto sintetico sulla sanità regionale. È stato illustrato a Udine il rapporto sintetico sulla sanità regionale. A 3 anni dall'avvio della riforma, il rapporto ha rilevato che, prendendo come riferimento una giornata tipo, il medico di base si conferma il primo punto di riferimento sanitario per il cittadino, con 45.000 persone che ogni giorno si rivolgono al proprio medico di famiglia. Nello stesso giorno tipo sono 23.800 le chiamate al centro unico di prenotazione, 5.000 le persone ricoverate negli ospedali della regione, 9.000 quelle non autosufficienti assistite nelle case di riposo, ad esclusione dei ricoveri in residenza sanitaria assistita. Le chiamate al 118 nel giorno medio sono 836 e comprendono le semplici richieste di informazioni o di attivazione di un servizio, mentre i mezzi in missione, ovvero in movimento sul territorio, sono 347, pari a circa 126.700 missioni all'anno. Si ricorre meno alle cure ospedaliere e si fa più prevenzione attraverso l'assistenza territoriale. Un sistema sanitario orientato alla prevenzione è organizzato per dare sicurezza ai malati cronici e risposte immediate alle acuzie e nelle emergenze. Il servizio domiciliare contava nel 2016 3.456 utenti fissi in carico, saliti a 3.777 nel 2017, per i quali vengono effettuati 76.756 accessi giornalieri per assistenza in casa, pari al 13,2% in più rispetto al 2016, con un trend di crescita costante. Facendo riferimento ad una società sempre più composta da persone anziane malate che vivono da sole, la Regione ha potenziato il servizio Sicuri a Casa, attraverso il quale gli operatori del sistema sanitario verificano telefonicamente lo stato di salute delle persone a rischio e monitorate. Sono state effettuate 4.280 telefonate a persone anziane che vivono da sole, di cui l'85% sono donne, con un'età media di 83 anni. La Regione in questo ha adottato un modello utilizzato nel Nord Europa per la prevenzione della fragilità, che consente di intercettare con anticipo i casi a rischio, tramite il monitoraggio telefonico svolto da Televita regionale. Gli accessi al pronto soccorso sono 450.000 l'anno, con una media di 1.329 accessi nei giorni feriali e 1.274 nel weekend, complessivamente in leggero calo, soprattutto per quanto riguarda i codici bianchi. Prevenzione è la parola chiave anche per i casi di diabete. È aumentato del 17% infatti il ricorso agli esami diagnostici preventivi, con un conseguente calo di ricoveri in ospedale per problemi correlati. Per quanto riguarda gli interventi sui pazienti colpiti da ictus, invece, sono stati raddoppiati gli interventi di trombolisi nel biennio 2015-2017, passati da 274 a 457 l'anno. La conseguenza diretta in questo caso è una riduzione dei decessi e delle disabilità conseguenti, con il minor ricorso alla riabilitazione.
Si inverte la tendenza negativa sulle vaccinazioni, che anche grazie alla campagna vaccinale hanno riscontrato un incremento anche rispetto ai dati del 2015, in particolare per lo pneumococco, che dall'81,2% è passato ad una copertura dell'85%, valore molto vicino alla soglia ottimale. I dati presentati hanno inoltre rilevato che il Friuli Venezia Giulia è tra le prime regioni in Italia per lo screening tumorale e che sono state 690.000 le prenotazioni di esami e visite effettuate attraverso il CUP. Al via al CRO di Aviano un corso di formazione manageriale per aspiranti dirigenti medici. La Giunta regionale ha approvato una delibera per promuovere un corso di formazione manageriale per dirigenti medici che sarà gestito dall'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Al termine del corso di 128 ore, il CRO sarà responsabile, al termine delle procedure di separamento dei colloqui finali, di stilare l'elenco dei partecipanti che avranno ottenuto la qualifica. A chi supererà l'esame finale sarà riconosciuto il requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. A breve, un atto amministrativo stilato dalla Direzione Regionale Salute dovrà definire la composizione del board scientifico, il programma didattico, il numero di edizioni, le modalità di selezione dei candidati, gli oneri a carico dei partecipanti a totale copertura dei costi e la commissione di valutazione finale. La Regione esaminerà l'istanza del Comune di Trieste sulla proroga per la presentazione del progetto di copertura dei parchi minerali della Ferriera di Servola. La Regione ha deciso di esaminare l'istanza del Comune di Trieste sull'annullamento in via di autotutela della proroga concessa ad Arvedi SpA per la presentazione del progetto di copertura dei parchi minerali della Ferriera di Servola. L'amministrazione regionale, a questo proposito, ha avviato un procedimento amministrativo, ai sensi della legge regionale 7 del 2000, invitando formalmente la proprietà dello stabilimento e tutti i soggetti coinvolti, Comune di Trieste, ARPA FVG, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, a presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni. Il procedimento amministrativo, di cui si occupa il Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico dalla Direzione Ambiente, sarà concluso entro 45 giorni e decreterà la conferma della proroga concessa oppure l'accoglimento della richiesta di annullamento della stessa. Come si ricorderà, la Regione, con una nota del 30 novembre 2017, aveva comunicato ad Arvedi SpA la necessità di presentare il progetto di copertura dei parchi entro 60 giorni, ovvero entro il 29 gennaio 2018. Nonostante i termini fossero abbondantemente scaduti, l'8 febbraio 2018 è arrivata la richiesta di Arvedi di proroga. La Regione ha quindi concesso tale proroga, indicando il 29 marzo prossimo come termine ultimo per la presentazione del progetto di copertura delle aree a parco. In ogni caso, l'amministrazione regionale ha precisato che il rispetto dell'AIA rimane comunque prioritario e ha provveduto a comunicare ad Arvedi SpA che la pendenza del procedimento non può costituire ragione per non rispettare i termini della proroga, che dunque devono essere considerati perentori. Nessun problema di inquinamento ai cantieri Terna di San Pier di Isonzo. Nessun abbandono di rifiuti o problemi di inquinamento in prossimità dei cantieri allestiti da Terna a San Pier di Isonzo e Villesse. È quanto fa sapere l'ARPA che, diffondendo una nota, ha pubblicato l'esito del sopralluogo effettuato a seguito alla segnalazione di una situazione di degrado ambientale dovuta ai cantieri allestiti per l'interramento di una linea elettrica attraverso l'alveo dell'Isonzo. Il sopralluogo, effettuato da funzionari del Dipartimento ARPA di Gorizia alla presenza dei rappresentanti di Terna, ha rilevato che sui luoghi analizzati non sono stati rinvenuti abbandoni di rifiuti, ma solamente la presenza di un cantiere temporaneamente inattivo, correttamente recintato e segnalato, ove possibile, vista la vicinanza dal fiume. Il 22 gennaio scorso Terna ha dovuto interrompere i lavori a causa delle inattese difficoltà tecniche nella realizzazione dell'attraversamento del fiume, dovute anche all'aumento del livello delle acque, dandone tempestiva comunicazione in quanto l'intervento è soggetto a valutazione di impatto ambientale. Il cantiere verrà ripristinato non appena si saranno ristabilite le condizioni ambientali idonee.
Sarà compito dell'ARPA FVG vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori anche per quanto riguarda la corretta gestione dei fanghi di perforazione. Inaugurato il tratto Udine-Salt-Povoletto della ciclovia FVG4. Inaugurato il tratto della ciclovia FVG4 tra Udine e Cividale. La Regione ha finanziato 2 interventi, compiuti dal Comune di Udine e da FVG Strade, mediante i quali è stata realizzata la pista ciclabile che, partendo da via Planis a Udine, arriva fino al ponte di Salt sul fiume Torre e ai raccordi con la viabilità comunale di Povoletto nei pressi del campo sportivo di Salt. Con l'inaugurazione del tratto Udine-Salt-Povoletto si è assicurata la continuità a tutta la ciclovia FVG4 da Udine a Cividale, anche in previsione di un rilancio turistico del tracciato ciclabile come diramazione della ciclovia Alpe Adria a Radweg. La Regione, per l'intervento di 6,6 km da via Planis al ponte di Salt, ha concesso un finanziamento di 400.000 euro, al quale si è aggiunto lo stanziamento di 150.000 euro per gli interventi sul ponte e per la realizzazione dei collegamenti con gli altri percorsi ciclabili. Sarà inaugurata venerdì 23 febbraio alle ore 18 a Tolmezzo a Palazzo Frisacco la mostra Pittura da guerra, che è allestita in occasione del centenario della conclusione della Prima Guerra Mondiale. E ora spazio alle previsioni meteo. Martedì 20 febbraio, cielo da nuvoloso a coperto, sul Tarvisiano saranno possibili delle deboli nevicate, soffierà bora moderata in pianura e da sostenuta forte sulla costa, specie a Trieste. Mercoledì 21 febbraio, cielo nuvoloso, sul Tarvisiano cielo coperto con qualche debole nevicata e soffierà bora moderata in pianura e forte sulla costa. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del telegiornale di Telemare.